Gli infortuni mortali dovuti agli spostamenti da e verso il luogo di lavoro, i cosiddetti incidenti in itinere, sono diminuiti del 40%. Certo, dopo un anno di pandemia, con il telelavoro e la chiusura di molte attività, questo risultato era atteso. Nonostante questo dato, però, il numero complessivo delle vittime del lavoro in quest'anno è cresciuto ancora. Nelle statistiche, infatti, è entrato anche il Covid. Diciamo che il dato che attualmente viene registrato da INAIL è di 551 morti per Covid nei luoghi di lavoro. 19 le vittime attribuite al Covid in Veneto, soprattutto operatori della sanità, ma nel primo trimestre del 2021 sono tutti gli infortuni mortali a crescere. In Italia se ne sono già registrati 185, 11 nel Veneto, l'ultimo in ordine di tempo, il giovane operaio Mattia Battistetti, travolto da un carico di 15 quintali a Montebelluna, e l'Osservatorio del Vega lancia un allarme. Non vorrei che con questa pandemia anche i controlli si fossero ridotti, avessero ridotto le risorse a disposizione agli enti di vigilanza, e quindi alla fine ci troveremo con meno persone che verificano appunto la sicurezza nei luoghi di lavoro.